È un luogo molto interessante, anche estremamente immersivo il nuovo allestimento. Parte dalla trincea, c'è il tema dell'occupazione e quindi il mito della battaglia di Vittorio Veneto. Ma il Museo della Battaglia si apre anche ad altro. Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, tante le tematiche affrontate nelle numerose iniziative nel centenario dell'avvio della Grande Guerra, focus sulla vita in trincea, come si passava il tempo in attesa della battaglia. Come questi soldati, la maggior parte dei quali purtroppo all'epoca era analfabeta, riusciva a trascorrere questi lunghi periodi in attesa purtroppo del comando di attacco, di battaglia. E allora lavoravano gli oggetti per trascorrere il tempo e per creare qualcosa che dal tema brutale della morte e della guerra fosse un qualcosa che avesse un valore anche artistico. Ma anche simboli di pace. Nell'esposizione nella chiesa di San Paoletto opere di maestri del ferro che si rifanno a quelle tematiche ed altre che prenderanno vita grazie al concorso riservato a maestri fabbri italiani e delle nazioni coinvolte nel conflitto 15-18. E cerchiamo di darci da fare e far apprezzare le opere dei nostri artigiani, che non sono più artigiani in questo caso, ma sono dei veri e propri artisti. Può essere un'opportunità che abbiamo per la nostra città e un dono che noi vogliamo offrire appunto alla nostra città e ne siamo anche fieri. Dobbiamo trasmettere quanto è stato fatto per portare la pace e la serenità in questo ambiente e è un valore importante da non sottovalutare. Gli interessati dovranno presentare un progetto rigorosamente in ferro battuto entro il 15 luglio.